Il caro vita è esorbitante, al giorno d'oggi parliamo di rincari in tutti i settori, quindi dagli alimentari alle bollette della luce e del gas, i carburanti, le rette dell'asilo nido e le rette nelle RSA. Quindi oggi per una famiglia che ha 2 figli a carico e un familiare in una RSA si parla di 2.000 euro in più all'anno. Una terapia d'urto per le politiche sociali venete. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale, lo chiede attraverso una lettera diretta al presidente Zaia ed una serie di proposte rivolte alla Giunta, come ad esempio un contributo straordinario per le bollette e le spese mediche, di fronte ad una situazione che sta diventando drammatica per un numero crescente di famiglie. La classica risposta che noi abbiamo sempre dato come minoranza è: mettete l'addizionale IRPEF sui redditi superiori a 50.000 euro, quindi andiamo a toccare una fetta esigua della popolazione veneta. Con poche centinaia di euro si possono risolvere tante problematiche relative alle famiglie e alle persone in difficoltà, quindi si ricaverebbero all'incirca 100 milioni di euro che andrebbero a beneficio di RSA, asili nido, quindi anche per aumentare la natalità. Effettivamente anche questo è un grosso problema. C'è poi la riforma delle IPAB. Assieme a Sicilia e Calabria, il Veneto è l'unica regione italiana a non averla ancora realizzata. E poi la situazione delle RSA. Abbiamo 10.000 anziani non autosufficienti che attendono di entrare in queste strutture. I fortunati che entrano sono persone che hanno bisogno di cure intense e se hanno bisogno di cure intense ovviamente ha bisogno di una assistenza più forte. Ma se c'è carenza del personale in tutte le RSA. Un'altra proposta del Movimento 5 Stelle alla Regione Veneto è la convocazione della Commissione per la tutela dei consumatori, degli utenti e il contenimento dei prezzi al consumo. Proprio sulle case di riposo, dal Codacons, il coordinamento delle associazioni per i diritti degli utenti e dei consumatori, ricordano peraltro che le leggi esistono, ma che non tutti le conoscono. La compartecipazione al costo della retta deve essere calcolata sull'ISEE dell'anziano, nessun comune lo fa. Perché poi è il comune che deve mettere la differenza, ma guardate che più del 50% degli ospiti in questo momento in casa di riposo, se lo sapesse e se lo applica, avrebbe dai 100 ai 200 ai più euro di risparmio al mese.